farmi un'idea dovrei saperlo, no? Tu mi dici, vieni da me alle 5. Io arrivo e tu mi dici, ti ammazzo. Prima mi ammazzi, poi mi domandi come la penso, se sono morto. Vabbè, tu sei sempre stato appassionato di jazz, Sì. adesso sei fresco di studi, fai il praticante nello studio di questo avvocato prestigioso, devi impratichirti di omicidi, assassini, Va bene. Ora. Allora, innanzitutto, perché mi hai ucciso? Perché sei un mascalzone? E se si dovessero ammazzare tutti i mascalzoni? Vabbè, ma questo ne ha fatto di cotte e di crude. E che cosa ha combinato? Ricatti. Non è nuovo. E scommetto che c'è un ricattato che ha preso la gola e non può più cavarsela. Sì. È così? Ma questa volta il mio ricattato finalmente reagisce, si ribella, hai capito? E come? E come me lo devi dire tu, visto che vuoi fare l'avvocato. Allora, il tuo protagonista è sotto la sferza di un ricattatore. Esatto. E mi hai detto che una volta ha già sborsato molti soldi. 2 volte. Vabbè, 2. E la terza volta quello ha chiesto ancora di più. Immagino non avrà alcun motivo per fermarsi. E siccome i soldi alla lunga scarseggiano, adesso le soluzioni sono soltanto 2. O il mio protagonista vende tutto, compreso la casa, e va a vivere sotto i ponti, oppure, e questa è la soluzione che io preferisco, io fingo di accettare il ricatto, e quando il ricattatore arriva... Pam pam! Lo fai secco. Pam pam, lo faccio secco. Però il tuo protagonista, per soggiacere a un ricatto, deve aver combinato qualcosa di poco pulito. E questo al pubblico non risulta simpatico. Ma risulterà simpatico quando si scoprirà che è del tutto innocente. Un innocente chiama la Non polizia. posso! Cioè, non può! Non può! Il mio protagonista non può, perché altrimenti verrebbero fuori poi storie incredibili. Lui se potrebbe, se potesse, lui fa... Insomma, se potesse... Hai capito? No, perché non può? Perché? Perché a suo tempo, credendo di fare bene, andò a firmare alcune carte. Mai firmare carte, lo dice sempre il mio capo. Ed allora è stato sempre peggio. Povero il mio zietto. Cosa c'è adesso? Ma tu sei un autore di commedie brillanti, leggere, divertenti. Ogni tanto la filodrammatica della zia si diverte a metterle in scena nel teatrino della Parlamento. Beh, vanno anche in giro. A Spilimbecco, a Borgobello, a Vangadizza. Ma sì, dai, le tue commedie brillanti funzionano, ma il genere poliziesco non fa per te. Ah sì? Ti farò vedere io. Dai, su, la tua storia è un po' banale. Tu prima cedi al ricatto, paghi, poi non ce la fai più e cosa fai? Spari, così finisci anche sul patibolo. Ma no, il mio protagonista non ci finisce, perché alla fine si scoprirà che è del tutto innocente. Il delitto perfetto! Ecco, il delitto perfetto. È questo che devo trovare. Ma non esiste, zio! Ma come non esiste? Ma Per no! caso Domenichini faceva Sì. ancora la quinta elementare quando venne ammazzato col magistrato. Sì, e non si è mai scoperto niente. È Vabbè. il caso Giavoni? Nessun bene. colpevole. Allora, ricominciamo. Tu fai fuori il tuo ricattatore con un colpo di pistola. Esatto. Spiegami come. E come abbiamo fatto adesso? Bravo! E tutto il sangue sul tappeto? Questo è giusto. Niente, questo me lo scrivo. Niente sangue sul tappeto. Non ci deve essere traccia di sangue da nessuna parte. Eccolo qua. Evitare che il sangue si sparga in giro. E l'urlo della cameriera? Sì, bisogna pensare che questo. Secondo, evitare gli urli della cameriera. Potrebbe darle la serata libera. Poi bisogna far sparire il cadavere.